Sconti meno 50%, meno 70%, tutto a metà prezzo. I saldi invernali sono iniziati sabato, ma dalle prime impressioni le vendite non stanno andando troppo bene. Purtroppo non stiamo vendendo assolutamente niente, non entrano clienti, secondo me sono tutti preoccupati, impauriti e penso che non ci siano neanche più soldi proprio da spendere. Un po' rilento sì, un pochino sì, è diverso quest'anno dagli altri anni tantissimo. A pensarla in questo modo non sono solo i commercianti, le previsioni di Codacons dicono che ci saranno meno 50% di vendite. L'avvio dei saldi ufficiali è stato posticipato rispetto a quanto avveniva negli scorsi anni, quando solitamente scattavano nel primo weekend di gennaio. Una scelta questa venuta per aiutare i negozi in difficoltà con le vendite a causa dei problemi legati alla pandemia e per permettere agli esercenti il tempo di smaltire parte della merce rimasta invenduta prima degli sconti di fine stagione. I bisogni però sembrano cambiare, complice forse la crisi economica o il periodo di chiusura. Cosa cercano in linea di massima? In linea di massima, diciamo, cose necessarie, tipo non so, cambiarsi per fare le cose ordinarie. Se poi devono tornare tutti a casa, appena finito di lavorare, non possono uscire, non possono bere un aperitivo, non possono andare a cena, non possono incontrarsi e chiaramente lavorano, tornano a casa, si mettono in tuta da ginnastica ed è finita lì. Secondo l'ufficio studi Confcommercio, gli italiani spenderanno 1 miliardo in meno dello scorso anno, 4 anziché 5. Se le cose non cambieranno per il Codacons, sarà inevitabile registrare un flop. Diciamo a giorni, alterniamo momenti di gente ed altri momenti un po' vuoti. Speriamo che la zona gialla ci sia d'aiuto, insomma. Comprano 6 italiani su 10 in media con un budget rispetto al passato giù del 20%. Secondo i commercianti ogni persona spenderà circa 110 euro.